Buongiorno a tutto il pubblico di Canal News, il telegiornale delle buone notizie. Andiamo subito a Campo Nogara, in provincia di Venezia, dove abbiamo la nostra inviata Sonia De Segusino. Buongiorno. Eh sì, buongiorno. Da più di una settimana oramai si sentono come delle grida di gioia, ma ancora non si conosce l'origine. Mi trovo qui per indagare. Allora non esitare a richiederci la linea qualora ci fossero delle novità. Ovviamente. Sono stati scelti anche grazie ai vostri consigli i nomi dei 7 capretti nati vicino a Feltre: Fuego, Bella, Ettore, Corona, Gricia, Canal e Sonia. Ma vediamo ora le altre news che arrivano dal mondo animale. Sfugge per miracolo alla morte il topo scelto come spuntino dal gatto piscio di Onigo di Pederoba. La vita è stata generosa anche con la bella anatra di nonna Giustina, che ha messo al mondo ben 14 anatroccoli ancora senza nome. Figlio unico invece Annibale, per la gioia immensa di mamma Caterina. La gallina di nonno Marino realizza il sogno di una vita, un tour panoramico sul rimorchio trainato dal trattore di Marco. A Verona è finalmente stato arrestato il guardone dei tetti che importunava la bellissima Six. Abbiamo in esclusiva mondiale le immagini dei primissimi passi di Alice, Nicole e Biagio sulle note di una talentuosissima Martina. Una storia di grandissimo coraggio, quella che vediamo nel prossimo servizio. Percorre centinaia di chilometri e viene fermata più volte dalle forze dell'ordine la formica, conosciuta anche come topino o fattina dei denti, ma passa i controlli grazie all'autocertificazione compilata correttamente. Riesce così a ritirare i dentini persi di Cristiana ed Emanuele, lasciando una giusta ricompensa. A grande richiesta, con l'aiuto di un esperto, anche noi di Canal News abbiamo il meteo. Oggi sole ci c'è. Il sole splenderà dunque come splende la nostra inviata Sonia Di Segusino, che ha delle importanti novità per noi. E sì, Canale, e si è scoperto che queste grida arrivano da una coppia. Sì, una coppia di ultra ottantenni. In questo momento sono dietro di me. Ce li faccia vedere. Diciamo che non mi sembra il caso. Ma il pubblico è curioso, francamente anche io. D'accordo, eccoli. Signore, chiudiamo il collegamento e vi ricordo che potete scrivere nei commenti dei consigli, degli spunti per i nomi dei 14 anatroccoli e io vi do appuntamento alla prossima edizione. Adesso ci fanno chiudere, fanno la raccolta firme come con Barbara D'Urso.